Un viaggio per parlare della fibromialgia, rendere note le mille difficoltà con cui devono misurarsi gli affetti dalla patologia e sollecitare una maggiore attenzione delle istituzioni sui temi della ricerca e dei sostegni ai malati. Un cammino che vedrà protagonisti anche questi ultimi. L'evento è promosso dall'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica in collaborazione tra gli altri con l'Associazione Cammini Francigeni di Sicilia. Sarà un percorso di 9 giorni e 200 chilometri che a tappe partirà da Palermo il 27 aprile e giungerà lungo la via Francigena appunto ad Agrigento il 5 maggio 2019. Occorre spiegare, dice Giusy Fabio dell'AISF, che in ogni parte della Sicilia i pazienti possono essere aiutati e supportati. È imprescindibile, conclude, che si riconosca la patologia come invalidante e reale. 9 giorni. Noi giorni. partiremo il 27 aprile da Palermo, proprio davanti alla cattedrale di Palermo. Prima tappa sarà Santa Cristina Gela, però noi faremo un momento di sosta a Monreale, perché noi partiremo alle 7:30, quindi un orario un po' prestino. Allora arriveremo a Monreale all'incirca alle 10 e lì faremo proprio il vero momento dove saremo tutti pazienti, volontari, sostenitori, proprio a manifestare questa nostra voglia di essere riconosciuti, di avere veramente il nostro diritto a essere considerati malati e soprattutto il giusto e corretto supporto alla patologia. Noi arriveremo davanti alla cattedrale di Agrigento e quindi approfitto proprio di fare un appello di venirci a sostenere, soprattutto invito i pazienti o chi anche ha un sospetto di poter avere questa patologia, perché comunque saremo presenti lì con un banchettino, daremo informazioni, i contatti a cui rivolgersi, però soprattutto il mio obiettivo è quello di far sì che anche in questo territorio si possa costituire una realtà come quella di Palermo.